si aprono le festività natalizie, questa volta con la prima edizione qui in Villa dei Cedri dei mercatini. Devo dire riuscita, che sia un inizio di una lunga serie di anni come questi. Assieme ai mercatini di Natale abbiamo organizzato all'interno di Villa dei Cedri il mercatino del libro e alcuni eventi, letture di libri. Peraltro il venerdì prossimo 8 dicembre alle ore 17 ci sarà l'apertura, l'inaugurazione del presepe artistico realizzato proprio all'interno di Villa dei Cedri, quest'anno ancora più grande rispetto agli anni scorsi. Credo che stia diventando il presepe più grande di dimensioni della provincia di Treviso, quindi siamo tutti in attesa di questo evento, non solo i bambini ma anche i grandi. Abbiamo dato sostegno a quello che già le Pro Loco da anni fanno a Valdobbiadene nelle frazioni, anche come decorazioni, in collaborazione con i commercianti. Era doveroso, l'anno scorso per motivi economici non siamo riusciti, ma quest'anno ci eravamo impegnati per l'acquisto di alcune luminarie. Ci impegniamo anche per i prossimi anni ad acquistarne ancora per decorare le piazze del centro, non solo di Valdobbiadene ma anche delle frazioni, ripeto, aggiungendoci a quello che già le Pro Loco e i commercianti fanno nel centro e nelle frazioni, quindi è doveroso che ci sia l'impegno quando c'è molto volontariato che sostiene il Natale, è doveroso che l'amministrazione segua e collabori e aiuti anche dal punto di vista economico. La Pro Loco quest'anno, al quale va il ringraziamento di tutta l'amministrazione comunale per l'impegno che appunto anche quest'anno ha voluto dare per il Natale, è sicuramente importante. La scelta anche di cambiare ci sta, perché poi dopo 3 anni di pista in Piazza Marconi, vedendo anche poi la concorrenza, diciamo, che c'era negli altri comuni, è anche stato giusto il cambiamento, aver provato qualcosa di nuovo. Quest'anno hanno provato i mercatini di Natale in Villa dei Cedri, mercatini che comunque sono riusciti anche bene. Bisogna potenziarli di più sicuramente il prossimo anno, so che l'impegno della Pro Loco rimane, che si daranno ancora da fare, e quindi già è stata una buona iniziativa quest'anno, un buon risultato che sicuramente andrà a consolidarsi con gli anni futuri.